Il potere delle parole scolpite per sempre nell'animo di due donne sul ponte tibetano di Perarolo di Cadore. Una ha perso il lavoro e non si sente più all'altezza dei suoi 3 figli, l'altra è la carabiniera Martina Pigliapoco, che non è una negoziatrice, la specialità dell'arma che forma personale pronto a intervenire in situazioni imprevedibili e ad alto rischio. La storia del salvataggio concluso dopo 4 ore di dialogo incessante che alla carabiniera in servizio nella stazione di San Vito è valsa l'onorificenza al merito della Repubblica Italiana conferita dal presidente Mattarella nel 2021 per il coraggio e la sensibilità mostrate nell'esercizio delle sue funzioni e che oggi viene riconosciuta in una delle 12 tavole del calendario dell'Arma 2024. Il nostro calendario non racconta mai semplicemente il passare del tempo, non racconta i giorni che passano, racconta storie, eventi, è un veicolo per un messaggio istituzionale, per raccontare i nostri valori, ma come questi valori vengono trasformati in realtà, in storie anche di vita quotidiana. È la storia del gesto eroico della carabiniera Martina Pigliapoco, traduce l'esortazione "Fidati di me", che è il filo conduttore dell'azione quotidiana dei carabinieri. Fidati di me, che è un messaggio molto importante, che forse è esattamente il DNA del carabiniere, che con la sua divisa deve riuscire a rassicurare le persone, guadagnandosene la fiducia per stabilire un rapporto che è il più naturale, il più vero, il più sincero possibile. Un calendario che è fra i più diffusi e tradotti al mondo e che per l'edizione 2024 porta la firma dell'icona mondiale dello stile italiano Paolo Pininfarina e del giornalista e scrittore Massimo Gramellini per la stesura dei testi. 12 tavole per 12 racconti di piccoli e grandi gesti d'altruismo e di impegno, tra l'altro contro la violenza di genere. È un fenomeno importante anche nella nostra provincia, è un fenomeno che permane nonostante la grande azione di sensibilizzazione. Su questo prestiamo grandissima attenzione, devo dire, supportati da una grande sensibilità della nostra Procura della Repubblica. Dobbiamo continuare a questo percorso di avvicinamento delle vittime, portando questo messaggio: fidati di me, perché insieme possiamo farcela a risolvere i problemi.